È tutto pronto per l'inizio della sfida. Partiti, inizia ufficialmente Udinese-Inter. Avanza sulla destra Caronte, vince il primo contrasto, non il secondo, perché gliel'ha toccata in maniera decisiva Ventre. Gnukuri cambia tutto per Camarà, occhio, pericolo 1 contro 1 con Boniglia. Camarà, Boniglia cerca di lasciargli il destro, Boniglia, intervento a vuoto, poi il tocco di Bonazzoli, pericolo per l'Udinese. L'abbiamo scampata bella. Boknievic, Gnanfi resta in proiezione offensiva, occhio che scoperta l'Inter. Jadi, Vutov chiama in causa Jadson in posizione regolare brasiliano, può partire su di lui, c'è Sciacca, Jadson prova a liberare il destro, Jadson serve bene Jadi, 1 contro 1, Jadi, il tocco decisivo da parte di Di Marco, ma che occasione per l'Udinese. Udinese che ora continua a giocare con Pontisso che di prima intenzione cerca Pertain, lotta in mezzo all'aria, la mette a terra, il destro di Pertain, sfera che simile il palo e termina fuori, ma ancora una grande chance per l'Udinese, ancora Ivan Pertain. Steffè per Palazzi, allarga tutto su Camarà, la sua posizione di Gnanfi, occhio che il pallone è buono per Palazzi col destro, il pallone finisce fuori, grande occasione anche per l'Inter, il destro di Palazzi finisce largo, Ventre va via con un numero, ancora Ventre. Cerca l'imbucata per Bonazzoli, la trova, entra in area Bonazzoli, il sinistro, la chiusura su di lui di Boknievic, ancora Bonazzoli, occhio a non rischiare il calcio di rigore. La chiusura provvidenziale di Boniglia, ho temuto a un certo punto perché vedevo quella maglia trattenuta con Boknievic tagliato fuori per Jadi. Ancora Jadi, cerca di partire sulla destra, eccolo Jadi, ha messo il turbo il marocchino, salta 3 avversari come fossero birilli, sempre Jadi, si accentra adesso sul sinistro, cerca l'imbucata per Jadson, il pallone per Pertain, palo di Ivan Pertain, occasione clamorosa sprecata dal croato. Palazzi sul pallone, si avvicina Di Marco per la battuta corta, Palazzi va nel mezzo, il gol dell'Inter. Il vantaggio dei nerazzurri con Gnanfi lasciato colpevolmente da solo a Jadi. Jadi parte il marocchino, ancora Jadi, entra in aria Jadi, il cross di sinistro, calcio d'angolo. Ancora un corner a favore dell'Udinese che davvero quando parte con il suo giocatore maglia numero 7 non sembra averne per nessuno. Camarà si libera di Boniglia, Camarà si accentra, il pallone buono per Bonazzoli, chiuso Bonazzoli, poi Camarà col destro, pallone sibila alla destra di Alex Meret, servito Pontisso con un numero, serve Armenakis, primo pallone toccato all'australiano, Armenakis, bene per Pontisso in proiezione offensiva, Pertain col sinistro, rientra Pertain, poi col tacco, il destro di Jadi, pallone fuori, però ancora una volta bella azione da parte dell'Udinese. Camarà a lungo per lo stesso Bonazzoli che rientra verso il centro del campo, poi il sinistro per Rocca, anzi è Baldini si accentra Baldini, serie di finte di Baldini, la parata di Meret, che cosa ha preso Meret, mamma mia cosa ha preso Meret. Si torna invece indietro da Coppolaro adesso sì per Matic che attacca la profondità, Matic arriva anche Pertain, no, occhio, grande occasione per Pertain, rete, il gol di Ivan Pertain, il pareggio dell'Udinese ancora una volta con Ivan Pertain che lascia esplodere la sua gioia, gol meritatissimo dei bianconeri. Un gol nato da un rilancio lungo di Mauro Coppolaro. Pertain ha trovato il pertugio giusto tra le gambe di Radu. Il pallone è passato lì dove non deve mai passare, come insegnano i preparatori dei portieri. Miangue, Gnukuri. Occhio a questa grande occasione per Camarà. Traversa la bendata finalmente, guarda anche dalla nostra parte. E finisce qui 1-1 tra Udinese e Inter. Al gol di Gnanfi ha risposto Ivan Pertain, una bellissima partita giocata alla grande da entrambe le squadre. L'Udinese non può sicuramente recriminarsi nulla, infatti si abbracciano i ragazzi in campo. È tutto pronto per l'inizio della sfida, partiti, inizia ufficialmente Udinese-Inter. Avanza sulla destra Caronte, vince il primo contrasto, non il secondo, perché gliel'ha toccata in maniera decisiva Ventre. Gnukuri cambia tutto per Camarà, occhio, pericolo 1 contro 1 con Boniglia. Camarà, Boniglia cerca di lasciargli il destro, Boniglia, intervento a vuoto, poi il tocco di Bonazzoli, pericolo per l'Udinese. L'abbiamo scampata bella. Boknievic, Gnanfi resta in proiezione offensiva, occhio che scoperta l'Inter. Jadi,
Vutov chiama in causa Judson, in posizione regolare brasiliano, può partire su di lui, c'è Sciacca, Judson prova a liberare il destro, Judson serve bene Jadi, 1 contro 1, Jadi! Il tocco decisivo da parte di Di Marco, occhio a non rischiare il calcio di rigore. La chiusura provvidenziale di Boniglia, ho temuto a un certo punto perché vedevo quella maglia trattenuta con Bokoniewicz tagliato fuori per Jadi. Ancora Jadi, cerca di partire sulla destra, eccolo Jadi, ha messo il turbo il marocchino, salta 3 avversari come fossero birilli, sempre Jadi, si accentra adesso sul sinistro, cerca l'imbucata per Judson, il pallone per Pertain! Palo di Ivan Pertain, occasione clamorosa sprecata dal croato. Anzi, sul pallone si avvicina Di Marco per la battuta corta, Palazzi va nel mezzo, il gol dell'Inter. Il vantaggio dei nerazzurri con Gnanfi lasciato con... Ma che occasione per l'Udinese! Udinese che ora continua a giocare con Pontisso che di prima intenzione cerca Pertain. Pertain lotta in mezzo all'aria, la mette a terra, il destro di Pertain! Sfera che simila il palo e termina fuori, ma ancora una grande chance per l'Udinese. Ancora Ivan Pertain. Steffè per Palazzi. Allarga tutto su Camarà, la sua posizione di Gnanfi, occhio che il pallone è buono per Palazzi col destro, il pallone finisce fuori, grande occasione anche per l'Inter, il destro di Palazzi finisce largo, Ventre va via con un numero, ancora Ventre, cerca l'imbucata per Bonazzoli, la trova, entra in area Bonazzoli, il sinistro, la chiusura su di lui di Bokoniewicz, ancora Bonazzoli, occasione da parte dell'Udinese. Camarà a lungo per lo stesso Bonazzoli che rientra verso il centro del campo, poi il sinistro per Rocca, anzi è Baldini si accentra Baldini, serie di finte di Baldini, la parata di Meret, che cosa ha preso Meret, mamma mia cosa ha preso Meret. Si torna invece indietro da Coppolaro adesso sì per Matic che attacca la profondità, Matic arriva anche Pertain, no, occhio grande occasione per Pertain, rete, il gol di Ivan Pertain, il pareggio dell'Udinese ancora una volta con Ivan Pertain che lascia esplodere la sua gioia, gol meritatissimo dei bianconeri, un gol nato da un rilancio lungo di Mauro Coppolaro, colpevolmente da solo a Jadi. Parte il marocchino, ancora Jadi, entra in aria, Jadi, il cross di sinistro, calcio d'angolo. Ancora un corner a favore dell'Udinese che davvero quando parte con il suo giocatore maglia numero 7 non sembra averne per nessuno. Camarà si libera di Boniglia, Camarà si accentra, il pallone buono per Bonazzoli, chiuso Bonazzoli, poi Camarà col destro, pallone sibila alla destra di Alex Meret, servito Pontisso con un numero, serve Armenakis, primo pallone toccato all'australiano, Armenakis, bene per Pontisso in proiezione offensiva, Pertain col sinistro, rientra Pertain, poi col tacco, il destro di Jadi, pallone fuori, però ancora una volta bella azione.